Eccoci qua con una nuova live del lunedì 1° luglio 2024. Live di cartomanzia col Santone di Avella, dove potete formulare la vostra domanda, ci sarà la vostra risposta. Voi abitué siete pregati di uscire da questa live, non è una live per le brenzole, per le vasciaiole, è una live seria per persone serie, per persone che capiscono il senso della vera cartomanzia. Tutti gli altri siete pregati di uscire da questa live. Salutiamo l'amico Gianfranco. Ciao Gianfranco, buon pomeriggio, buon inizio settimana, buon di tutto. Salutiamo Angela, salutiamo Stefano, tutti quelli che vedo che sono già entrati in questa live. Vi ricordo che siamo in live anche su YouTube. La stessa cosa vale anche per il mio canale YouTube, persone schizofreniche, persone con la testa non tanto a posto, siete pregati di uscire da questa live. Questa è una live per persone serie. Buon inizio settimana a tutti. Pronto? Buonasera, volevo chiedere volevo sapere una cosa, se vedeva un amore in arrivo per me. Senz'altro. Quanti anni c'ha? Che segno è? Io sono della Vergine, ho 58 anni. Sì. Perché ho avuto una storia, però è andata male, volevo sapere se vedeva, se avevo trovato una persona prima o poi, ecco. Quindi vuoi sapere se nella tua vita si affaccia la persona giusta che fa per te? Sì. Perfetto, vediamo, andiamo a controllare un attimo, Andiamo a verificare cosa dicono le carte. Volevo salutare anche a tutti i miei allievi che stanno lì dietro alle quinte a osservare con la speranza di imparare qualcosa. Buon pomeriggio anche a voi. 1, 2, 3 per piacere. Ok, nella metà di questo mese incontrerai la persona giusta, eccola qua, facciamolo vedere anche sul canale YouTube, ed è per te ci sarà il trionfo sentimentale. Questa è una persona che la incontrerai la metà di questo mese. Ma la conosco già? No, è una persona nuova, non la conosci ancora. La incontrerai in improvviso e sarà la persona giusta per te. Ok? Grazie di cuore. Arrivederci, buona giornata signora. Le linee ritornano libere per tutti quelli che vogliono comunicare col Santone di Avella in questa bellissima live di lunedì. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera, prego signora. Io sono un leone, 53 anni. Sì. La signora in questione è un pesce,
da 6 anni. Sì, Allora, 2 anni fa si è intromessa nella mia relazione. sì, Sono andati a convivere e tutto il resto a me non interessa perché io me ne sono andata e li ho lasciati vivere. sì. Da un paio di mesi a questa parte invece la trovo sui miei social che mi punzecchia. Mhm. Volevo sapere come mai, è una mia semplice curiosità. Come mai? Come mai questo accanimento nei miei confronti? Perché non capisco, io è da 2 anni che manco. Quindi vuoi sapere questa persona per quale motivo Per si è cosa? comportato così? Sì, si Vabbè, sta comportando così. scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3, pensi intensamente a questa persona. Uno, Ok, maestro, sto tremando. un attimo su. Esiste una persona malvagia, cattiva, che si è intromesso tra di voi e ha fatto il modo di creare scombino con la sua fantasia mentale delle stronzate da raccontare. Sono stato chiaro? Molto chiaro è stato. Quindi questa persona che è contro di te gode, Sì. gode sulle tue disgrazie. Quindi, Sulla mia vecchia disgrazia, perché io ora sto bene, ringraziando vabbè, Dio. vabbè. Quindi ha creato sto scombino per allontanare questa, questa esistente quietudine. Certo, si è intromessa nella mia vita. Sì, sì. Ok? Maestro, Prego. infinitamente grazie. Ma di che? Ma di che? Siamo qui apposta. La ringrazio infinitamente, maestro. Un Arrivederci. abbraccio grande, grande. Grazie a lei, signora, arrivederci. Grazie di avermi scelto, Arrivederci. grazie. Pronto? Pronto, buon pomeriggio maestro. Buon pomeriggio. Ciao, posso chiederle una cosa riguardo a una persona, l'ho appena conosciuta, diciamo. Prego. Allora, lei è cancro, 19 anni, io ho cancro, 23. Se, diciamo, può nascere qualcosa alla persona giusta. Vediamo subito. Ciao Monica, salutiamo Morino, salutiamo a Franci, a Mimma, ciao Mimma. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3, 2. numero 2. Fate tap tap, condividete la live, grazie. Sì, può nascere qualcosa di bello perché mi esce la carta dell'amore, la carta dell'esito e mi esce anche la carta della ruota della fortuna. Ciò vuol dire che può nascere qualcosa di bello perché la vedo una persona interessata, una persona interessata. Ma mi si dirà anche se è una persona vera e sincera nei miei riguardi. Non è abbastanza sincero, ti puoi fidare, Perfetto, allora. va bene? Gentilissimo, gentilissimo. Prego, arrivederci. Pronto? Pronto? Sì? Salve. Salve. Un attimo. Sto lasciando.
Volevo chiedere se era possibile, sapessi, devo dire il nome? No, il nome non mi serve l'età, il segno zodiacale di te e della... non so cosa vuoi sapere della persona che vuoi sapere. Ok, va bene. Allora, io sono Scorpione del 9-11 del 2000 e lui è Toro del 29-4 del 99. Cosa chiedi? Non ho sentito? Cosa chiedi? Ah, ok. Allora, vorrei sapere se dopo ci sarà un ritorno di coppia. Da quando si è allontanato? Ci siamo lasciati da un mese e qualcosa, però fino a ieri ci siamo sentiti e l'altro ieri sera ci siamo visti. Ok, scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 2. Da dove stai chiamando tu? Da Avellino. Da Avellino. Allora, io vedo solo una perdita di tempo. Da parte mia? Non vedo, non da parte di questa persona, non vedo che voi possiate tornare uniti come tu vorresti. Capito? Ma perché ti hai ascoltato di me, non mi ama più? Sa sfastaria, all'andata il cervello. Dica se qualcun altro. Tu all'andata il cervello. Capito? Sei pesante, Ok. sei troppo pesante, sei troppo pesante. Capito? Io ho problemi. Quindi quest'uomo per il momento non è nella sua mente per tornare con te come tu vorresti, perché io non lo vedo il ritorno. Vi venite, parlate, ma diventate così, vi venite, facite, poi tutto finisce là. Ah, Ok? ok, però mi piace qualcun altro nella tua mente, no? Al momento no. Che cagni si ci sta? Vabbè, fa venire. Per sapere, vabbè. Mo esce a me e va a chiamare coccronata e vi risite agitatrice la stessa cosa che ti dico, eh? Va bene. Boh, ciao ciao. Arrivederci. Siete carto conosciuto, siete come la maglia lana, ne voi portate più. Siete sempre gli stessi che chiamate, sempre gli stessi, è inutile, pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno, prego. sono Elia. Dimmi Elia. Allora, sono nato 11.573 Sì, e lui Francesco 9 ottobre 81. sì. Volevo sapere se c'è un ritorno d'amore fra noi due. Da quando si è allontanato questa persona? 2 mesi. 2 mesi. Andiamo a verificare. 1, Grazie. 2 oppure il 3. Cosa mi scegli? 2. Il numero 2. Perfetto. Un attimo di controllo. Allora, io non vedo un ritorno Sì. perché questa persona è una persona, a parte che è una persona molto orgogliosa, Sì. è a suo pensare come se tu l'abbia ingannato, quindi è duro mentalmente, è come se sta
allora, lo stesso amore che prova per te l'ha trasformato in odio, quindi per il momento è come se ti odiasse. Quindi dagli tempo e il tempo ci darà ragione, però io ritorno al momento, ripeto, non lo vedo perché essendo una persona molto orgogliosa, una persona che ritiene che tu l'hai ingannato al suo pensare, al suo dire, e sta cosa lo fa male, 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 male. E quindi? Quindi il ritorno io non lo vedo per questo mese, perché le carte hanno la durata di un mese, la lettura delle carte hanno la durata di un mese. Ah, ok. Va bene? Ok, grazie. Di niente, arrivederci, buona giornata. Pronto? Abbassi il volume del telefonino, se no ti metto giù. Abbassi il volume, se no ti metto giù. Ho abbassato, va bene? A zero, lo devi proprio spegnere, metà del vicinare. Abbassato, va bene? Aspetta un attimo, ecco, abbassato, va bene? Esci da TikTok, metà del vicinare, che cavoli? Ho da vicino Ah, Mosi. Ok, allora Luisa Abate Giovanni, Napoli. Sì. Allora, in pratica io devo avere un'eredità da una casa, però sto un po' con mio fratello. Vorrei vedere se mio fratello riusciva a quagliare qualcosa. Se riesci A venderla, sì. arrivare, non ho capito, se riesci ad arrivare ad un accordo. Eh sì, perché dobbiamo vendere a breve. Sì, vediamo. 76, 4 marzo 76. Perfetto. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3? 3. Numero 3, perfetto. Allora, ci sarà un accordo, eccolo qua, un accordo io lo vedo, ma fa attenzione perché mi esce anche la carta del diavolo, che nella lettura delle carte il diavolo sta a significare cattiveria e malvagità di qualcuno, hai capito? Sì, è la sorella di mia madre, che sta sempre in mezzo. E come faccio, posso sapere? Bravo, sei bravissimo, perciò ti seguo. Mo sulla lista già chiamare. Ce la farai, ma te l'occhio aperto. Va bene. Ti abbraccio, Grazie. Gioia. Ciao, adesso ciao. Salutiamo a tutti gli osservatori che stanno a guardare dietro alle quinte, compresi i cartomanti che io vedo. Guardate, potete imparare qualcosa, purché non mi imitate, non copiate le mie live, non imitate il santone di Avella, osservate per imparare qualcosa. Va bene? Pronto? Maestro Cleo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Allora, maestro Cleo, sto conoscendo un ragazzo, volevo sapere come andrà questa conoscenza, se è sincero con me, se ci sarà qualcosa in Va più. bene, dimmi quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 36 leone, Lui invece? 22 cancro. 22 cancro e leone. Sì. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 2. Allora, questa persona adesso sta dimostrando, insomma, tutto il suo curriculum, tutto i suoi, il suo modo bello, no? Sì. Però ti posso dire che è un donnaiolo, quindi devi fare attenzione perché è una persona molto crudele, è una persona che ti riempie la testa di bugie,
verità, la verità che sto cristiano non sta a fare sta casa. Ah, ok, quindi Quindi buono che ti ho chiamato. valuti bene prima di agire perché sta persona ti hanno solo la bocca bella. Ok, quindi non è proprio interesse per me. C'ha interesse ma solo polietta. Ah, benissimo. Capito? Grazie mille. Di niente. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Ciao Cleo, amore mio, come stai? Bene, grazie. Tu sei? Tesoro, per un ritorno, niente ancora. Puoi vedere? Va bene. Stai ancora aspettando che torni? Aspetta. E aspetto ciucci mi arriva la paglia noi. Allora, io sono Ariete e 44 anni. Lui invece? Il 4 novembre 83, non lo so a che Da sigla quando è. si è allontanato? 2 mesi. 2 mesi. Vedi le carte che tri. 1, 2, 3. 3. No, non vedo un ritorno, Gioia. Ok. Lo vedo distratto, lo vedo occupato ad altro, quindi il ritorno per me non esiste. Ok, Va grazie. bene? Di niente, buona giornata. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, volevo sapere di un ritorno se ci sarà a breve, perché ci stiamo risentendo, o ci stiamo riunendo, però non so come andrà a finire. Quanti anni tieni, che segno sei? Leone, 23 anni. L'altra persona? Bilancia, 7 ottobre. 1, 2, 3. 2. Allora, ricordo a tutti voi che per casi urgenti mi trovate nel privato. Nel privato il costo è 50 euro, consulto completo. Quando dico consulto completo non mi riferisco di stare un'ora a telefono e ci mettere a fare un'ora a telefono, a raccontare tutta la vostra vita. Se avete questi problemi mentali dovete andare dal medico. Da me, quando mi chiamate in privato, mi dovete fare le domande che vi interessano avere una risposta, ok? Perché qualche rimbambita, dopo 20 minuti che siamo stati a telefono, pretendeva di stare ancora un'altra mezz'ora. Ci avevamo a mettere a fare amore a telefono, a parlare della sua vita, dei suoi problemi passati, presenti, futuri. Andate a ricoverarvi. Esistono i medici per questi problemi. Allora, io vedo alti e bassi, vedo che questa persona basta poco per farti, cioè per far nascere una scintilla per litigare di nuovo. Sì, sì. Quindi sta persona è un po' schizofrenica. Sta persona ti vanno un manicomio a te, lei tornerà, ma succederà di nuovo che litigherete e di nuovo siamo punti a capo. Perciò io ti direi, fate una ragione, fate una vita, perché la vita è bella e non va dato in mano a persone sbagliate. Secondo lei è una persona sbagliata, lei? Accanto a te sì, perché tu sei una persona molto espansiva, sei una persona molto buona, una persona che quando ama, ama. Invece quest'altra persona, mo dice una cosa, domani dice un'altra.
poi è diventato come se fosse il tuo maresciallo della caserma, ti controllo su tutto. Sono stato chiaro? Ok, grazie mille. buon lavoro. Arrivederci, grazie a te, grazie. Ma perché chiamate sempre gli stessi? Io non lo so. Pronto? Pronto maestro, buonasera. Buonasera. Volevo sapere sul lavoro. Sul lavoro. Quanti anni tieni, Sì. che segno sei? Sì, perché avevo già chiamato, mi aveva detto il contratto veniva rinnovato, invece non è stato rinnovato. E Perché volevo non è sapere stato come- rinnovato? No. Io penso perché sono in malattia. Boh. Ah, e allora, scusa, se c'è qualche problema di mezzo, come pretendi che ti rinnovano il contratto? Scusa, Pensavo Tu che... essere rinnovato il contratto stando bello comodamente a casa in malattia? Ma mi sono fatto male a lavorare, non è che mi sono Ti ho, fatto male ti ho prima. ti ho capito, ma devi far valere i tuoi diritti tramite un legale. Non puoi sperare che l'azienda ti rinnova il contratto. Quello vanno trovando proprio questo, vanno trovando il pelo nell'uovo. Hai capito? Devi farti valere da qualche legale. Rivolgiti a qualche legale e fai valere i tuoi diritti. Ok? Ok, può Questo, guardare se trovo un altro posto, o se una volta che sto bene ritorno lì, boh. hai capito che ti ho detto? C'è un caos di mezzo. Segui il mio consiglio. E quindi, Rivolgiti a qualche legale e fai valere i tuoi diritti, perché tu stai a casa in malattia, giusto? Quindi ti sei fatto male sul lavoro e ti toccava essere rinnovato il contratto. Non te l'hanno rinnovato perché tu stai in malattia e non puoi dare frutti lavorativi. Questo è tutto il discorso. Rivolgiti a un legale e fatti valere i tuoi diritti. ma mi può guardare se trovo un altro lavoro? Me lo può Vediamo. guardare? Vediamo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 57 pesci. 1, 2, 3. 2. Allora, un altro lavoro per te ci può essere. Eccolo qua. Se cerchi trovi. Ecco qua, la carta del lavoro, la carta della sicurezza, al centro ci stai tu. Ok? C'è possibilità. Devi solo sapere che vuoi fare. Ok, Ok? bene maestro. La ringrazio, molto gentile. Arrivederci, arrivederci. In mia compagnia fino alle ore 16, pronto? Pronto? Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, signora, prego. Allora, io sono del 11-9-68 Sì. e lui 19-9-69. Volevo sapere se ci sarà un qualcosa, cioè se inizia un'amicizia e poi ci sarà un qualcosa. Vediamo, signora. 1, 2, 3. Scelgo un mazzo di carte. 1, 2, 3. 2. No, signora, ci sarà un'altra conoscenza.
Ecco qua la carta della conoscenza Mhm. con la carta dell'amore, cioè nel senso incontro di coppia, andato a buon fine. Ecco qua. Ah, quindi conoscere un'altra Sì, persona. sì, questo qua invece no, non lo vedo interessato più di tanto. Va bene, grazie. Arrivederci signora, buona giornata. Questa è una live seria per persone serie. Pronto? Sono Francesca, Da dove chiami, Francesco? da Catania. Da Catania, dimmi. Io volevo sapere se c'è una relazione con la persona. Se tu e questa... Fammi... Pesci 23 2 62. Allora, tu e questa E persona... cancro. Mi fai dire una fatente di parole? Sì, parlo. Ah. Tu e sta persona siete amici? Sì, E vuoi sapere se riesci a creare un qualcosa d'amore, giusto? Ah, Benedetto Mustafa, issi e sette ladroni. no, ti volevo mandare il messaggio e neanche l'ho potuto fare. La linea non prende 7 volte. Cara mia, non rispondo a nessuno in privato, solo chi ha No, appuntato. no, così, messaggio. Ah, sì, sì. 1, 2, 3. 2. Ne siete tanti, quindi non è colpa mia. Ok. Sì, può nascere qualcosa interessante, perché vedo questa persona interessato a te, lo intrighi, diciamo così, e quindi può succedere che può nascere Siccome qualcosa. siamo lontani, per questo dico. E vabbè, bella mia, la lontananza implica molto, Lo so. quindi qualcosa può nascere, ma siccome c'è questa lontananza di mezzo bisogna organizzarli, Ok. va Va bene? bene, la ringrazio. Buona serata, buona serata. Buonasera, buonasera. Pronto? Vuoi avere l'incognito? Buon pomeriggio, sono Vincenzo, figlio di Alfonso. Vuoi vincere? Buon pomeriggio a te, dimmi. Volevo sapere se trovo lavoro perché dove stavo non mi trovavo bene, mi sfruttavano solo e me ne sono andato. Volevo sapere se trovo un altro lavoro. Quanti anni tieni, che segno sei? 28, a rete, Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 1. Sì, io vedo un amico che ti porterà una notizia per quanto riguarda un tipo di lavoro che dovrai valutare. Ho capito, grazie. Di niente, figurati. In mia compagnia fino alle ore 16, dopodiché mi trovate nel privato per casi urgenti. Allora. Pronto? Pronto? Sì. Sono Giovanna. Prego. Ciao. Ciao Oggi Giovanni. faccio, ciao.
faccio il compleanno. Allora, volevo Auguri, sapere... Gio, auguri. Grazie, mi hai conosciuto, sì, penso. Sì, Senti, dimmi. volevo sapere, Giovanna, 1° luglio 66, che felice ritorna con me. Quando è nato Felice? Felice è nato il 18, ho fatto ora il 6 e 3, però solo il 18 la data so. Da quando si è allontanato? Un anno, gemelli. 1, 2, No, ma 3, io, 1, più 2, io però, più io mi sono allontanata. Perché gli ho 1. detto parolacce, cose, capisci? 1, 2, 3, scegli un mazzetto di carte. 3. Che sei bravo, mamma mia. Mi arrangi, quando mai? Io mi arrangi, i bravi sono quelli. No. I Io bravi, sempre da te chiamo, sempre da te. i bravi sono gli altri. Allora, io sempre da te chiamo, a te conosco. Ho pure una zia, figurati. Sì? Sì, però no, me le faccio mai le carte da lei. No. Allora, vedo un cambiamento in lui e vedo che lui vorrebbe tornare, però non sa come fare. Lo vedo Ha molto. paura, Ha ha paura di paura. quello che tu, il modo che ti sei comportata. Quindi, Sì, no, che ha paura di me. sì, Dice che io mi vicino, lei come combina, non so quello che mi dirà un'altra volta, capito, dopo un anno. sì, te l'ho E dimmi, detto. e come mi devo comportare io? Certo, io Con sono... dolcezza, la dolcezza Eh, aiuta molto. però io vado al lavoro dove lavora lui, compro quello che devo comprare, gli dico buongiorno e basta, giusto? Facci un bigliettino scritto e glielo lasci nelle mani. Ma no, sì, magari cagliarta, sì, ma lui mi telefona, Ma questo volevo scusami, sapere. allora, lui non lo farà mai perché il modo che ti sei comportato, Sì. lui tiene paura di avvicinarti. Quindi mo se lo vuoi recuperare, deve essere tu a recuperare. Scrivici un E senti bigliettello. un po', e mi telefona, questo volevo Hai sapere. capito Oh? che, ma hai capito che ti ho detto? Parliamo chichinese. Sì, ho capito Lui tutto, io non ti chiamerà mai. Ah, mi devo avvicinare io, giusto? Brava. Ho capito tutto, non c'è bisogno nemmeno di... però sempre con le dolcezza, giusto? Come Esatto, dolcezza. esatto. Vabbè, senti, ma se ti chiamo io lui mi risponde? No. Tu vai lì, ti ho detto facci un biglietto e glielo lasci nelle mani. Ok, va bene E allora. vedrai qualcosa di bello può nascere. Vediamo, speriamo che ti telefono solo a te, non gli telefono a nessuno. Ma come Hai vuoi, capito? per me puoi chiamare a chi vuoi, figurati. No, Non è un mio problema, tanto io ho No. schifato TikTok, ormai l'ho schifato, tanto ci sto tanto Senti una per. cosa, io figurati, io ho pure una zia che abita vicino a me, non me ne faccio mai, figurati tu. Sempre te ho chiamato, faccio come mi dici tu Va ora. Ora bene, vado dove lavora lui e mi comporto sempre dolce, giusto? Come dici esatto, tu, giusto? esatto. Va bene, bello, ti ringrazio molto, Ciao molto bella, ciao, gentile. ciao, ciao, ciao. Ciao Gioia, ciao e grazie, ciao Prego. bella. Ciao. Pronto? Pronto, buongiorno, Cleo, come sta? Bene, grazie. Complimenti per la sua bravura. Ma Niente, io volevo chiederle una cosa. Lui si era allontanato da me, è stato via tanto, dopo si è riavvicinato, poi si è allontanato di nuovo. Adesso ci eravamo viste 2 domeniche fa, mi ha invitato a pranzo al ristorante, abbiamo parlato e via dicendo. E adesso non ho poche parole. Lunedì gli ho telefonato, ha risposto, e poi mi aveva detto che mi chiamava a metà settimana, non ha chiamato. Ho provato più volte io ieri a chiamarlo, non ha chiamato e non rispondeva.
il 28 compivo gli anni, ma probabilmente non se lo ricorda, l'ho chiamato per andare fuori a cena insieme ma non mi rispondeva. Io volevo chiederle che intenzioni ha, se si rifà vivo o cosa diavolo vuol fare. Lui si chiama Renzo, è dei gemelli, io mi chiamo Flavia e sono del Cancro. Anni? Io 63, lui 62. 1, 2, 3. E 3. Tu sei una donna dolcissima e col cuore grande, quindi sei una coccolona. Sì, è vero. Però ha allontanato proprio quest'uomo l'altro tuo carattere di essere troppo presente nella sua vita. Ma se non lo vedo più, non lo sto vedendo. Ascoltami, il fatto di chiamarlo continuamente, il fatto di cercare di telefonarlo, di mandargli messaggi, questo a lui lo disturba. A lui questa cosa qui è nemico numero uno, perché lui ama la libertà, ama essere libero senza pensieri per la testa. Più lo chiami, più sta persona scompare, più lo chiami, più sta persona scompare. E cosa vede nei prossime settimane? Vede se mi cerca, vede qualcosa? Se tu ti allontani e non lo chiami più, lui si farà sentire. Se tu continui a chiamarlo, lui non ti risponderà mai e non lo vedrai mai più. Ma ha un'altra donna per caso? No, non è uno che si va complicando la vita. Questo qui è uno che ama la libertà, la calma, la serenità. Pensi che siamo stati insieme 22 anni, non sono pochi. E lo so, ti capisco. E a me fa male, io non riesco a... cioè io sto male, sono sincera, creo, io sto male. Quando succedono queste cose, mo ti dico una cosa, io non lo so perché voi tutte a volte o fate, non lo so. Allora, se tu hai un problema di salute, a chi ti rivolgi? Al medico, Se hai un problema legale, a chi ti rivolgi? a un avvocato. E allora adesso hai un problema di coppia, rivolgerti a qualcuno che si occupa di queste cose per mettere a posto il tutto. È chiaro? E quando è che si può telefonarle per un consulto? Perché proprio vorrei fare un consulto. Consulti in privato, bisogna fissare un appuntamento tramite WhatsApp. Tu scrivi su WhatsApp, fissi un appuntamento, facciamo un consulto, andremo a analizzare il tutto e vedremo se si può salvare questa unione. Comunque io lo devo lasciar perdere allora. Questo è il consiglio che ti do da amico, poi fai come vuoi. Ok, va bene. Grazie di cuore. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buon pomeriggio, maestro. Buon pomeriggio, prego. Sono Massimo, 57 anni in bilancia. Da dove chiami, Massimo? Vicino Roma. Prego, dimmi. Sì, senta, volevo sapere sul lavoro come va, ecco, come andrà, perché abbiamo un po' di situazioni strane in azienda. Vediamo subito. Allora, scegli un mazzo di carte, pensi alla domanda che mi hai fatto attentamente, pensi all'azienda e scegli un mazzo di carte. 1, 2, 3. 2. Ok, un attimo solo. Beh.
No, io non vedo, per te personalmente non vedo nessun ostacolo, nessuna cosa strana. Quello che succede all'azienda sono momenti loro, sono momenti di difficoltà che Sì, perché c'è riuscì. avuto un incendio in Vabbè, azienda. questo è un qualcosa che metteranno in ordine, quindi non c'entri tu. Quindi per te non vedo nessun rischio, puoi stare tranquillo. Ok, ok, Va va bene? bene. Grazie, gentilissimo. Arrivederci, arrivederci. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pronto? Pronto, ti sento, pronto? Sì, sai, io vorrei fare un consulto, è possibile? Siamo qui apposta. Grazie, Prego. grazie. Allora, Giussi 91271 e Anton 21881. Sì. Come andrà a finire? Da quando state insieme voi? 2 anni. Allora, vediamo un po'. Tu sei del segno? È Sagittario e lui Leone. 1, 2, 3. 3. Come fate a stare insieme voi due? Perché? Io vedo una guerra. Vedi? Una guerra. Nel, Che guerra? nel senso che caratterialmente siete proprio un abisso. Capito? Sì. Sì, andate avanti tanto per, sì, ok, perché tu vedi il male ovunque. Io? Sì, Vedo il male, è vero. lo so che è vero, sto qui per indovinare. È vero. Guarda quello che caso. dici. Quindi ti stai sempre a chi va là, cioè tu crei una, non volendo, vai a creare una tensione nervosa a chi ti sta intorno, hai capito? Guarda, sei il numero 1 è la verità. Lo so che è la verità. È la verità quello che Guarda dici. caso sto qua per indovinare. No, ma ti dico che è la verità. Quindi lui ti vuole bene, lui ci tiene a te, però lui che ha un carattere tassativo, un carattere che vuole mettere ordine, vuole dettare legge e via, non riesce a domarti perché questo tuo carattere sta rovinando un qualcosa di bello. Quindi io ti dico, cerchi di modificare un po' il tuo carattere affinché questo vostro rapporto si può sanare. Ma lui a me mi vuole bene. Lui ti vuole bene, ma sei tu col tuo carattere che stai rovinando tutto. È vero, è Ok? vero, è verissimo. Lo so. È verissimo, guarda. È verissimo. Tu tanto tempo fa mi hai fatto anche un'altra consulenza e mi hai detto quello che succede, quello che è tutto. Io adesso ti ho visto che eri in linea, ho detto mo lo chiamo e vediamo. Va bene. Pensi che rimaniamo tanto insieme o no? Ci lasceremo? Tutto dipende da te. Tutto dipende, vero? Me lo dice sempre lui. Lo so. Comunque ti ringrazio e sei una persona il top, lo dico Grazie. io. Ok, grazie, Grazie, buona serata, grazie. grazie. In mia compagnia fino alle ore 16, dopodiché mi trovate nel privato. Le mie live vanno in onda qui su TikTok e YouTube ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni venerdì, ore 15-16. Per tutti quelli invece che hanno dei problemi seri da risolvere, da parlarne con me,
potete tranquillamente contattarmi nel privato tramite WhatsApp al numero che vedete qui nello scrollo. Sappiate che la magia esiste, è sempre esistita, non l'ho creata io, ma esiste da centinaia di anni. Quindi non tutti possiamo definirci dei grandi, degli illustri, non tutti possiamo definirci dei bravi cartomanti, perché la bravura non la si conquista, ma con la bravura si nasce col dono. Se sei un prescelto puoi diventare bravo, se sei un improvvisato rimani sempre un cartomante delle barracchelle, ok? Perché non sei un prescelto. Pronto? Sì, pronto, sono Daniela. Prego Buon pomeriggio. Daniela, dimmi, buon pomeriggio. Sì. Volevo sapere se posso dire il nome. No, basta che mi dai l'età e il segno zodiacale. Allora, l'età è del 29-10-60 dello Scorpione. Sì. Ed io sono del Leone 23-7-73. Qual è la domanda che fai? Se lui ha intenzioni vere verso di me. Vediamo. Ciao Sergio, grazie delle condivisioni, grazie Sergio. Allora, 1, 2, 3 per piacere. 1. Lo vedo molto interessato, eh? Sì? Sì, sì, lo vedo molto interessato e vedo che possa nascere qualcosa di bello. Mi esce qua. E lui dice che non vuole legami, lo dice per davvero o lo Non dice vuole per... legami probabilmente come tu vuoi, perché tu quando parli di un legame parli di un futuro, lo fai impressionare. Qua parliamo di una storia, finché dura, dura. Poi se sei brava tu a saperlo arravogliare, te lo arravogli come vuoi. Ma si inizia sempre tanto perso. Sì, ma lui però non si fa sentire, non lo vedo molto coinvolto. Ti ripeto, io vedo che possa nascere qualcosa di bello. Dagli tempo, non gli stare troppo addosso, vedrai che cambierà idea. Quindi ha sentimenti verso di me. Sentimento è una parola che non esiste più nel vocabolario dell'amore. È vero, è vero. Lo intrighi, ma sentimento... dove Ma sta? lo intrigo non fino a quel punto che lui voglia una cosa... No, parliamo... lo intrighi come femmina da portare a letto. Quello per questo. È chiaro, poi questo è per iniziare. Poi, man mano, se sei brava, lo riacciuffi come vuoi tu. Questa è la realtà. Quindi se voglio riesco a girarmelo. Sì, come no. La donna se vuole può fare quello che vuole. C'ha un'arma vincente. Ma non sempre. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Io non riesco. Finché fai ragionare la mente vai sempre bene, se invece fai ragionare il cervello, il cuore o l'altra cosa, non vai da nessuna parte. Bisogna far ragionare sempre il cervello, in primis. E lui quando è che poi si avvicinerà veramente nei miei confronti? Dopo ti do il numero di Gesù, tu chiami direttamente a Gesù, Gesù ti dirà tutto, a che ora ti chiama, quando ti chiama, che giorno. Che tempi ha? Non è che parliamo Non ho tempo, le mie live sono professionali e serie, non è una stronzata, quindi non ho tempo in certi momenti. Io sono un veggente, se avverto qualcosa te lo dico, se non l'avverto non te lo dico, perché i miei consulti sono di cartoveggenza.
Ok? Complimenti. Grazie a Sì. te. Quindi ci posso sperare. Sì, sì, Grazie. buona giornata, bella, ciao. Anche a lei, salve. Grazie Mimma di aver condiviso questa live. Grazie del seguito, Jessy. Grazie del segui. Grazie a Gianfranco che si sta dando da fare per le condivisioni. Grazie di cuore. Salutiamo l'amica Lulu. Fenni, grazie del cuoricino. Anna Maria, grazie della rosa. Ciao Francesco, grazie della rosa anche tu. Vi ricordo che nel privato, dopo questa live, potete fissare i vostri appuntamenti per parlare riservatamente con me. Gentilmente solo persone serie, persone frenzole, non chiamatemi proprio, non fissate nessun appuntamento perché non sono per voi. Io sono per le persone serie, per le persone con la testa a posto. Tutti gli altri andate a chiamare torno torno come sempre fate. Grazie Carmelo Sapienza per le tue condivisioni, grazie di cuore, grazie, tanta pace e serenità a te. Grazie Monica per aver condiviso questa mia live, grazie di cuore. In mia compagnia fino alle ore 16, quindi tra poco ci salutiamo. Io non do più di un'ora. 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, ore 15-16. Il motivo è che va giù schifata. Ho schifato TikTok, è la gente che ci regna. Siete sempre gli stessi a chiamare torno torno, siete sempre gli stessi a chiamare nelle mie live, siete diventate patetiche. Quindi diminuisco ancora di più le mie live perché presto per la prossima settimana mi vedrete con le mie live 2 volte a settimana. Adesso ancora 3 questa settimana, poi la prossima settimana 2 volte a settimana perché non ve lo meritate. Siete con la maglia lana, non vi portate più. Dovete chiamare a coloro che vi imbrogliano, a coloro che vi truffano, a coloro che vi prendono per il culo, a coloro che vi chiamano amore mio, tesoro, gioia bella. Quelli hanno la bocca bella e dovete chiamare quelli là perché ve lo fanno bello bello. Il consulto. Vedete, io potrei stare in live anche fino alle ore 18 perché credetemi non ho un cazzo da fare. Fino alle ore 18 potrei stare in live con voi, ma io che ci guadagno? Vale la pena stare fino alle ore 18 per fare che cosa?
per spassare a voi, per spassare alle persone come voi, ma non esiste proprio, assolutamente. La mia live termina qui, ci vediamo mercoledì, ore 15 fino alle ore 16. Un abbraccio a tutti, fate sempre l'amore e non fate mai la guerra. Buonasera a tutti.